Giusto brevemente, intanto ringrazio ancora una volta la dottoressa D'Andaccio per l'attività che sta svolgendo in questo periodo in giro per la Sardegna e la stiamo supportando molto. Vogliamo anche noi contribuire insieme all'amico Mariano, insieme ai tanti consiglieri, le tante persone che sono presenti qui. Siamo qui non per uno scopo ideologico, perché la battaglia oggi in Sardegna non vuole essere una battaglia ideologica ma una battaglia di contenuti, perché la situazione è diventata estremamente drammatica. Mi piace il concetto di dare a questo nome zona franca un nuovo, evidentemente a qualcuno non piace questa parola zona franca, probabilmente perché è stato il Partito Sardo d'Azione, uno dei primi partiti, anzi il primo partito che ha iniziato a parlare di zona franca. Non so perché non piace, fatto sta che per zona franca si intende dare la possibilità ad un popolo di poter migliorare una propria condizione economica. 3 sono i motivi per cui nel mondo ci sono circa 3.500 zone franche nel mondo. Sembra che noi siamo la prima zona franca che si istituirà nel mondo. La prima, spopolamento; la seconda, crisi economica; la terza, posizione geografica. Noi ce l'abbiamo tutti e 3. Siamo nella condizione di poter affermare, così come già affermato con il decreto legge numero 75, che la Sardegna è zona franca. Dobbiamo fare in modo che venga affermata e che venga pretesa quella che è una legge. Non dobbiamo fare tante cose, dobbiamo chiedere che venga applicata una legge. Questo è quello che deve, da questo vastissimo pubblico, da questa città, questo è quello che deve uscire oggi.